Silvana Zanon, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS 3 Serenissima, è qui per raccontarci di nuovo questo bel progetto, bello perché riguarda i più piccoli, i più giovani, che si articola in che modo? È un progetto rivolto alle scuole primarie. Ed è un concorso, quindi è un concorso, un'iniziativa della Regione del Veneto che in collaborazione con le direzioni regionali ha ideato questa gara, questo concorso rivolto ai più piccoli affinché possano raccontare a modo loro la salute vista sotto l'ottica di ambiente, agricoltura, alimentazione, attività motoria, arte. Quest'anno in particolare il focus è posto sul tema dello sviluppo sostenibile e quindi i più piccoli sono invitati a raccontare con parole loro queste tematiche importanti che li renderanno un domani cittadini più responsabili. Raccontare queste tematiche con un linguaggio adatto a loro. Esatto, è quello dei cartoni animati. Quale altro linguaggio più adatto ai più piccolini? E quindi come si sviluppa? Chi avete coinvolto? Perché poi questo è un progetto che non nasce insomma adesso, nasce da già siamo a che edizione? Quinta edizione quest'anno, è iniziato nell'anno scolastico 2015-2016, si era partite da 3A che erano quella di ambiente, agricoltura e alimentazione, si sono aggiunte le altre tematiche di anno in anno, anche quello dell'amicizia, quindi quello che parla dell'importanza delle relazioni interpersonali. E avete coinvolto il gruppo Alcuni, che è famoso per i cartoni animati, che appunto viene coinvolto in che modo? Il gruppo Alcuni è l'artefice del cartone animato, ma non solo, le classi che partecipano e quelle che vincono, quindi quelle che producono le storie migliori, più interessanti, vengono poi coinvolte da questo gruppo Alcuni per realizzare con loro che sono dei professionisti il cartone animato, quindi i bambini oltre ad aver appreso gli stili di vita sani imparano anche come nasce un cartone animato a partire dai propri disegni. La scadenza per l'adesione è il 2 febbraio e la scadenza invece per l'invio degli elaborati è al 16 febbraio, sia per Raccontiamo la Salute che per Filmiamo la Salute. Come si fa? Basta scrivere all'indirizzo Raccontiamo la Salute per quanto riguarda i ragazzini delle scuole primarie, Raccontiamo la Salute @auls3.veneto.it e Filmiamo la Salute @auls3.veneto.it per quanto riguarda invece i ragazzi delle scuole medie con le loro storie, con le loro sceneggiature.